Il Marsala 1912 ha conquistato con 180 minuti d'anticipo la salvezza matematica nel massimo torneo regionale. La vittoria per 1-2 al Salvatore Favazza di Terrasini contro il Partinico Dace, grazie alle reti di Giardina e Pedalino, non solo permette alla squadra liribetana di salire a quota 37 punti, distanziandosi dalla zona play-out di ben 10 punti, ma permette di uscire da un difficile periodo segnato da 2 pareggi per 0-0 e 3 sconfitte consecutive. Prestazione di carattere di Genesi e compagni che dopo una fase di studio al 12° sono riusciti a schiodare lo 0-0. Bravo Mangiaracina a conquistarsi una punizione nella porzione di campo preferita da Gino Giardina. Il vice capitano azzurro, nonostante la distanza, ha calciato dalla sua mattonella e, complice anche un'indecisione del portiere avversario, ha siglato il suo 4º gol stagionale che ha permesso di tornare a gioire dopo 5 giornate di digiuno. Incassato il colpo, la compagine di Giannusa prova a fare male su calcio piazzato con Maniscalchi, attento Faraone ad allontanare il pericolo con i pugni. Al 20° Marsala vicinissima al raddoppio. Ottimo scambio a gol di De Luca e assist del numero 7 per Mangiaracina, che controlla bene e calcia dal limite. La traversa però nega la gioia della rete all'attaccante azzurro. Alla mezz'ora Pulizzi calcia dal limite senza impensierire oltremodo Faraone. 5 minuti dopo, sulla prima disattenzione difensiva, gli azzurri incassano la rete del pari. Ottima azione sulla mediana dei neroverdi, cross di Maniscalchi, sicuramente il più intraprendente insieme a Pipitone, e perfetto inserimento di testa di Miceli che impatta benissimo e batte Faraone. 1-1 e gioia in campo per i ragazzi di Giannusa. La prima frazione di gioco si conclude con una conclusione dal limite in pieno recupero di Trifilò che termina ampiamente al lato. Le squadre rientrano negli spogliatoi con la consapevolezza che il pareggio serve a poco per entrambe. Nella ripresa, pronti via e Faraone salva il risultato con una strepitosa parata su conclusione immediata di Cacicia, bravo a destreggiarsi tra un paio di avversari, a coordinarsi e calciare a volo. Al 55° l'ex De Luca ci prova su azione d'angolo, la sua conclusione termina alta sulla traversa. Al 58° ripartenza veloce del Partinico Dace che non sfrutta la superiorità numerica. In 4 contro 3 l'azione si spegne su un cross di Cacicia neutralizzato a terra da Faraone. Al 74° la rete da 3 punti di Pedalino che dopo aver conquistato palla sulla 3/4 scarica su Lettieri e si butta dentro. Il numero 10 azzurro controlla bene e con perfetta scelta di tempo restituisce la palla al compagno con un delizioso tocco di esterno destro. Pedalino controlla e batte Cascio. Vantaggio e gioia in campo per gli azzurri. Nel finale da registrare un tiro senza velleità di paradiso e 2 belle occasioni costruite da Mangiaracina. Prima l'attaccante azzurro si invola sull'out di destra e calcia in diagonale, palla fuori di pochissimo. In pieno recupero, sempre il numero 11 si mette in proprio e si invola sulla corsia di sinistra, converge e calcia a giro sul palo lontano. Anche questa volta la conclusione termina fuori di poco. Al triplice fischio inizia la festa per Genesi e compagni che possono gioire per la matematica permanenza nel campionato di eccellenza, riscattando anche le opache prestazioni delle ultime giornate. Adesso il Marsala 1912 dovrà onorare gli ultimi 180 minuti di campionato. Domenica l'ultima uscita casalinga con il Lascari e dopo Pasqua la trasferta a Gela.